È stato un anno ricco di lezioni, visite guidate e laboratori didattici sul tema della bonifica e dell'acqua. Ad essere coinvolte 50 scuole del Veneto, 80 classi per un totale di oltre 1500 studenti. Un'iniziativa dal titolo Acqua, Ambiente, Territorio, Bonifica e Sostenibilità, curata da Ambi Veneto con i suoi 11 consorzi di bonifica in collaborazione con la Direzione Istruzione e Formazione della Regione del Veneto e dell'Ufficio Scolastico Regionale. Stiamo formando gli uomini di domani e gli uomini di domani dovranno essere capaci di governare bene le acque. Stiamo toccando con mano in questo periodo cosa vuol dire non averci pensato bene per il passato. Non dovrà più accadere nel futuro. L'importanza di spiegare alle generazioni come l'acqua deve essere governata in un territorio molto complesso come il nostro, un territorio antropizzato, dove la presenza dell'uomo l'ha modificato in maniera forte e quindi la gestione delle acque, perché non diventino un pericolo, diventa fondamentale. L'evento conclusivo è stata occasione per i ragazzi di raccontare e mostrare ai propri coetanei i lavori svolti in questi mesi, 3 in tutte le modalità che sono state rivolte agli istituti. La prima modularità è dedicata, si chiama Il mio amico canale, è dedicata alle scuole primarie, con lezioni in presenza ed uscite didattiche, mentre la seconda modularità, le stagioni della sostenibilità, è un concorso-percorso dedicato alle scuole secondarie di primo e secondo grado e gli istituti professionali del Veneto. La terza modularità è dedicata poi alle PCTO, cioè all'alternanza scuola-lavoro, sia come singolo studente che come classe. Queste 3 modularità hanno in comune tematica importante, una doppia tematica, che è quella di conoscere il territorio con occhi diversi, farlo vedere agli studenti, farlo conoscere attraverso appunto la reggimentazione delle acque, sia in momento di rischio idrogeologico quando piove molto, ma soprattutto anche la parte dell'irrigazione per le coltivazioni, che è molto importante per il ruolo dei consorzi di bonifica. Un evento che Ambi Veneto ha promosso nel contesto della Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione, iniziative coordinate con un unico obiettivo: diffondere consapevolezza e conoscenza. Abbiamo imparato che non dobbiamo molto sprecare l'acqua, perché ci possono essere dei momenti in cui non possiamo più ritrovarla. Ecco. Sì, allora noi, grazie al nostro comune, a Pozzonovo, c'è una frazione di Pozzonovo, si chiama Stroppare, e abbiamo un'idrovora, si chiama idrovora di Caggio Vanelli, e è una bella idrovora, sì, che fu costruita a inizio del Novecento ed è veramente stato, quando siamo andati, anche lì una bella esperienza.